Zingaro, voglio vivere come te. Tanti auguri, Tanti Buon auguri compleanno. Yuri, un abbraccio da Tripolo e consorte. Esatto, tanti Tanti auguri, speriamo di vederci presto, dai. Sì. Tanti auguri Yuri, auguri! Cos'è anche whisky? Anche a tutti degli auguri. Ciao! Tanti auguri Yuri, buon compleanno! Buon compleanno! Ciao Yuri, auguri dall'Olfo! Che dire Yuri? Auguri? Anche tu stai diventando vecchio. Ciao Singano, Maya Sborae, tanti auguri, Seto, buon compleanno. Ciao Yuri, da parte mia e della Lia. Lia, Ti ciao. auguriamo buon compleanno. Tantissimi auguri! Mi raccomando, ok, fai il bravo, non divertirti troppo con l'Alessia. Alla prossima, ciao da noi. Ciao ciao! Ciao. Ciao, auguri! Auguri di nuovo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Yuri, tanti auguri a te. Buon compleanno Singano! Ciao Ezio. Cacchio, noi siamo tornati al caldo, si vede, eh? Troppo lento, tacca turbo! Eccolo! Guarda, un accessorio camperistico a dir poco interessante, perché la canoa gonfiabile, no? Io sto pensando che, vedi, se è ben piegata, cos'ha questo le aste, a mo' di tenda, no? Tenda da campeggio, che forte, cioè se ben piegata ci sta in un gavone, guarda che roba, eh sì, un gavoncino piccolino, hai capito? Mm. Oh, lei è ancora avanti e scioretto. Certo che tra tutte le calorie che ha impegnato tra gonfiarla e coppare e zanzare, che da noi qua si chiamano mussati, non avrà più energia per andare in giro in canoa. Però veramente Italia in senso buono gliela invidio, perché è molto compatta. Sì, ci metti quella mezza giornata per prepararla, ok, però non so, secondo me in un camper ci vuole la bici, vabbè, è d'obbligo, lo dico sempre, ma anche un mezzo acquatico. Bene ragazzi, mentre il Crucco si gonfia la sua canoa, io auguro a tutti un buon appetito. The world is changing and I don't know if I can ever learn and grow. People crazy, making it slow. Ecco, siamo arrivati a Tramonti, la famosa area di sosta. Piccola novità da giugno è che adesso a Tramonti si paga. Qui ci sono i prezzi, ok, vedete, e qua c'è l'ordinanza, per cui dovete mettere una pietra sopra all'area di Tramonti qua. Peccato, veramente peccato. Quei giorni in cui non sai proprio più dove andare, perché purtroppo ragazzo, dalle nostre parti, come hai visto, le spiagge sono tutte a pagamento ormai, no? E questa, sì, io ripeto, la considero una vera e propria mafia. E in montagna stanno facendo la stessa cosa, cioè buchi di culo tipo Andreis, posti dimenticati da Dio, c'è proprio sto parcheggio che sembra
abbandonato, per carità anche carino in riva al torrente e tutto, dove ci abbiamo fatto il capodanno, no? Anche lì a pagamento, 10 euro per parcheggiare, cioè ci rendiamo conto. E col mio ragionamento sono 20.000 lire, perché sai, figlio degli anni 80. Simpatiche ste luci prese da Amazon, però vedi si riempiono sempre di acqua, e allora io ci ho passato attorno all'interno del Bostik in modo tale da renderle stagne. Ci sono centinaia di mosche, sarà per il pollaio che c'è qua in parte, una roba incredibile. Gliela aggiungo riciclando il vecchio capicorda perché non ne ho di così piccoli, o altrimenti potrei spellare direttamente tutti i cavi e boh, è uguale. Forse prima di sigillare tutto e chiudere tutto, la cosa intelligente era provare a vedere se funzionano. Sì, funzionano. Ok. E anche questa è fatta. Ciao, io capisco ragazzi che l'Italia è il paese delle contraddizioni. Questo me l'hanno insegnato fino a quando ero piccolo, no? Però non pensavo a livelli così estremi. Sono tante le cose che mi lasciano allibito o sbellicato dalle risate, ma tra le ultime, no? C'è questo fatto dei redditi di cittadinanza, dei sussidi, no? Tradotto in parole povere, anzi in parole logiche, dei soldi dati dallo Stato alla gente, ok? Perché non muoia di fame, perché c'ha bisogno, ok, va benissimo. Dall'altra parte vedo che iniziano a mettere tutto a pagamento, cioè non esistono più parcheggi gratuiti. No, non sto parlando di Maniago, qui è ancora gratuito, però mi sto riferendo tipo a tutte le spiagge di Cavallino, piuttosto che adesso anche vicino Barcis c'era quel buco di culo, no? Abbandonato da Dio, e dove abbiamo fatto Andreis, dove abbiamo fatto il Capodanno, e adesso non sono andati a mettere a pagamento anche quello. Io spero sia una bufala, però girano voci 10 euro. Quindi se io avessi una mente limitata, ossia che si fermasse alla prima interpretazione delle cose, ovviamente sarei un complottista, perché la prima interpretazione di tutte queste azioni è di portare la gente a suicidarsi, perché scusa, cosa fa uno? Cioè deve stare tappato in casa, o si muove per scorreggiare e deve pagare, hai capito? Per di più, no? Giravano voci, no? Le solite cazzate che scrivono nei giornali, che in questi anni di Covid, no? C'è stato il boom delle vendite di camper, no? Perché la gente non potendo permettersi, o comunque non potendo andare negli alberghi causa Covid, si è presa il camper, giustamente, intelligentemente, per viaggiare e farsi weekend, no? Fin qua tutto corretto. E tutti questi divieti di parcheggio camper che sbucano come funghi, e pertanto io mi ritrovo qui a Maniago perché non sapevo dove andare. A Tramonti hanno chiuso tutto, c'è il divieto di camper, è tutto a pagamento. Idem Andreis, Barcis non ne parliamo, 20 euro un'area camper. Oh, 20 euro li pago in un campeggio in riva al mare in Puglia, porca miseria, con le docce, l'elettricità e tutto quanto. No, non riesco a capire. Stiamo facendo sempre più schifo. Beh, poi c'è anche da dire che è bellissima Maniago, per carità. Si ringrazia anche il sindaco per la comodissima area camper. Sì, il sindaco con l'acqua. Però ragazzi, d'estate è ovviamente insomma, una di quelle cose improponibili. C'è il torrente qui in parte, però devo ancora trovare l'entrata per riuscire a farci un bagnetto, perché c'è della vegetazione un po' alta. E soprattutto bisogna essere onesti, ma quello che io dico te lo ritrovi anche nei commenti su Park4Night, piuttosto che altre app e siti, diciamo, di recensioni dei posti. Effettivamente qua, essendoci degli animali attorno, il pollaio eccetera, c'è una puzza che non ti dico, e dopo insomma giustamente è pieno di mosche. Pensa che ti voglio raccontare un aneddoto, no? Prima ero in bicicletta. Ovviamente hai visto come al borgo deserto praticamente, no? Arriva un vecchiotto con la mountain bike, io ero in contromano, ma è una strada larga,
ok? Lui tutto a destra, io tutto alla mia destra, quindi tutti dalla parte opposta. Questo qua ha iniziato a tagliare verso di me, a venirmi praticamente addosso, a fermarsi e a guardarmi, cioè con la faccia come per dire, vedi? E io gli ho detto, ma ti ho fatto apposta insieme mio, gli ho detto, traduzione, l'hai fatto apposta, pezzo di ritardato. E lì ha iniziato a urlare, non si può, eccetera. Quindi capisci ora quando io dico che ve le meritate i Green Pass, i lockdown, tutte le restrizioni, i proibizionismi, perché siete voi, e non posso neanche più dire noi, i primi a dire sempre non si può, non si può, non si può, il che non è un invito alla delinquenza il mio, ma è veramente un invito al ragionare, al valutare cosa effettivamente è lecito e cosa no, cioè passare in due, in bicicletta ovviamente, non in scooter o in macchina, in una strada disabitata e larga, cosa significa non si può? Vieni che ti presento il mio amico Polastro, guarda Polastro, vieni, guarda. Amico Polastro. Io ho paura perché voi polastri date le beccate, capito? E io ti volevo portare un attimo con me a vedere il castello di Maniago, anzi a rivederlo perché l'avevamo già visto, accidenti quelle volte, solo che non so perché ogni volta spariscono i video, cioè è proprio destino. Forse era la memoria difettosa che poi è morta, quindi è stata cambiata e adesso vedremo, dai, vedremo se stavolta ti vedi sto castello. Sì che c'ha sta salita anche abbastanza impegnativa, insomma, vi ho considerato il periodo, adesso siamo, cosa siamo? A fine luglio e c'è un tasso di umidità abbastanza pesante e bla 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 bla, dai via su! Ah, guarda che forte, una cosa che non avevo mai visto, le tubature cabrio. Beh, io te l'avevo detto che la salita era ripida, che dopo non vengono fuori storie, dice io ora singono due che mega mandà. No, se ripida, se cancara. Ho appena cenato, primo tornante. Ti ho detto che era grande Maniago. Ok ragazzo, arrivati a questo punto troverai alle spalle di Fritz, che sarei io, la chiesetta ancestrale di San Giacomo e le rovine del castello, le quali non hanno, se tu noti attentamente, non hanno il cartello descrittivo. Sai che i siti di interesse storico, culturale o naturalistico solitamente hanno quell'indicazione stradale, quel cartello che ti spiega la storia e le caratteristiche con lo sfondo marrone, ok? La chiesetta di San Giacomo ce l'ha, mentre il castello no. Scopriamo perché. Ci avrei scommesso, praticamente è stato costruito semplicemente per difendere, no, alcune terre che erano un attimo in baruffa in quanto contese, no, tra il feudo di Spilimbergo, il patriarcato di Aquileia, andiamo a vedere che saranno i preti. Siete terribili sti preti. Pensa che la cesetta ancestrale qui è del 1291 e dopo io sono vecchio. Sì, purtroppo è tutto chiuso, non si può entrare. Posso solo entrare un attimo a farti vedere le rovine del castello ancestrale. Allora, io l'avevo fatta. Avevo i pantaloni lunghi quella volta, sì. Va bene, dai, una roba velocissima, ok? Tanto è brevissimo, è che sei messo sotto le palle delle zecche, ok? Tic tac toe, hop, hip hop, ecco qua. E questo è il castello, e dopo lì finisce, non c'è altro, ok? Quindi questa muraglia, beccatela velocemente così, ok? Diroccata, punto. Sì, ciò non toglie che per carità di Dio ha il suo fascino, sai che a me piacciono tantissimo queste cose ancestrali, abbandonate, e questa è realmente abbandonata, quindi veramente qua percepisci la
la vera storia, perché c'è stato proprio un abbandono totale e non è stata in alcun modo ristrutturata, quindi importante, neanche reinterpretata, perché sai, a volte non tutti sono bravi a restaurare. Spesso, tipo a casa Maria Teresa per esempio, vengono stravolti, no? Per essere più belli agli occhi del turista, che fa sì, c'è sempre questa visione potemkiniana, no? Degli edifici. Beh, mi sembra corretto anche spiegarti questa citazione, perché può essere anche interessante. Quando senti dire, no, l'aggettivo potemkiniano, fa riferimento agli antichi villaggi Potemkin, i quali mostravano per le vie principali dei begli edifici, tutto bello, tutto figo. Nella periferia, diciamo nella parte interna, la povertà, il nulla, lo schifo, un po' come si fa ad oggi nella Corea del Nord. Appunto storico, dentro la chiesetta di San Tommaso sono raccolti i cadaveri degli antichi magnaschei del Maniago.